Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Allora Paola, questa è una prestazione di forza che vi ha permesso di incamerare 3 punti importanti, grande concentrazione fino a 5 minuti dal termine, quando il Bolzano ha avuto 2 palle gol importanti. No, io direi che noi abbiamo fatto 55-60 minuti buoni, poi è calata la condizione e abbiamo finito con diversi ragazzi anche giovani nel terreno di gioco, non avevo possibilità di cambi sulle punte, che sono dei ragazzi che hanno speso moltissimo, quindi non direi gli ultimi 5 minuti, direi che per 20-30 minuti abbiamo sofferto abbastanza questo Bolzano, che io reputo un'ottima squadra. E direi che siamo felici di questa vittoria, ma devo ringraziare i ragazzi per la prestazione, ma direi anche che siamo stati un pizzico fortunati. Ecco, non vincevate dal 23 dicembre, quindi una vittoria corroborante. Ma no, noi parliamo di in casa, perché noi abbiamo vinto anche ad Adi e fuori. Sì, ma questa era qui ai Boscherai. Sì, qui al Boscherai, io onestamente qui abbiamo fatto un pareggio con 2-2 col Caviero e questa vittoria, ma al di là di questa vittoria noi adesso dobbiamo pensare a lavorare, perché la vittoria di oggi non ci deve distrarre. Cioè, io credo che abbiamo fatto un buoni 50-55 minuti, ma in questo momento dobbiamo essere riflessivi, perché dovremo lavorare per arrivare a 90 minuti. Ecco, problemi di equilibrismo, tanti giocatori oggi sono scivolati nel primo tempo, come mai? Ma penso che la cosa fosse reciproca da una parte all'altra, perché non si nota, ma qui il fondo è molto ghiacciato.
Anche gli allenamenti che noi svolgiamo qui spesso e volentieri, per le temperature che in questo momento non permettono proprio di scongelare la parte sottostante al terreno, spesso rende difficoltà a tutti i giocatori presenti, indipendentemente dalle scarpe che loro usano. Una vigilia tormentata, viste le squalifiche di Monni, di Busetto e anche di Trevisan. Sicuramente eravamo in emergenza, poi non dimentico che io a metà primo tempo ho tolto Stevanin che aveva qualche problemino e quindi ci siamo trovati a dover sconvolgere. È passato un centrocampista dietro, è entrato Borreggio, c'è Pozza che è partito dal primo minuto come difensore centrale, che ha fatto un'ottima prestazione, quindi sicuramente noi in questo momento abbiamo fatto necessità-virtù in virtù della situazione che si era creata, però i ragazzi hanno risposto bene, anche se ripeto, negli ultimi 30 minuti noi abbiamo sofferto molto e abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna. Un grande equilibrio ha dimostrato il gioco del centrocampo che non si è mai disunito. Ma condivido sia il centrocampo, ma direi anche i tre attaccanti che hanno lavorato molto e sono stati spesso e volentieri, secondo me, hanno creato delle situazioni di pericolosità alla squadra avversaria attaccando spesso la profondità. Mi sono piaciuti, ripeto, per 50-55 minuti abbiamo fatto una buona prova e dobbiamo lavorare per portarla a 90. Oggi le concorrenti hanno smarrito l'orientamento, un po' tutte hanno perso, quindi questi 3 punti sono fondamentali per accorciare il gap. Ma sicuramente, ma io credo che noi dovremmo lavorare e pensando a noi. Dopo è chiaro che se la fortuna ci aiuta anche con gli avversari che non fanno punti, questo è un aiuto in più, però credo che la salvezza della nostra squadra passa attraverso i nostri piedi. Ecco, ci sono tanti recuperi da fare, saranno delle penalità su coloro che hanno partite piene? Sicuramente, perché io ho visto anche le settimane precedenti in cui ho fatto 4 partite in 14 giorni, noi abbiamo avuto delle difficoltà notevoli perché giocare ogni 3 giorni comporta dei problemi e credo che chi in questo momento si troverà a dover giocare ogni 3 giorni avrà delle difficoltà. La prestazione di Cossalter? Chi ha visto la partita può dire soltanto che Alex ha fatto, secondo me, un'ottima gara. Poi io non avrei voluto toglierlo, però devo considerare che è un ragazzo che sta ricominciando a giocare e quindi devo stare attento anche al fatto della stanchezza e della possibilità di eventuali infortuni, però ha fatto una prestazione secondo me notevole, ma io parlerei di tutti e 3 gli attaccanti, anche Nasif stesso, il nostro Dibril, poi è inutile che Benedetti, secondo me i 3 attaccanti hanno lavorato tutti e 3 bene. Mister Sebastiani, una partita che valeva 6 punti, oggi il Bolzano si è risvegliato proprio nei minuti finali quando poteva anche impattare il match. Per fortuna ne valeva 3 la partita, infatti oggi hanno preso 3 punti gli avversari, noi no. Peccato, però che cosa vuoi fare? Bisogna fare i complimenti all'Union Feltre che oggi ha fatto una partita veramente tosta e non ci ha fatto giocare in nessuna zona del campo, ci ha messo in difficoltà. Chiaramente quando i meriti di una squadra finiscono dove cominciano i demeriti dell'altra e viceversa. Oggi sulla bilancia per troppi minuti della partita ci sono stati troppi demeriti nostri e troppi meriti dell'Union Feltre. Alla fine il campo ha detto 2-1, lo accettiamo, facciamo i complimenti agli avversari e chiaramente finché siamo in campo cerchiamo di dare tutto per provare a ribaltare la situazione.